Siamo qui, eccoci, e allora Sì. riprendiamo il filo di questa puntata con il secondo ospite di oggi. Lo abbiamo già scoperto da un punto di vista delle immagini, ma andiamo a scoprirlo meglio con la nostra carta d'identità. Lei ce l'ha la carta d'identità? Come no? Sempre appresso? Sempre. Cosa ha scritto caro su segni particolari lei? Minestrone. Gatto morto. Gatto morto. Nome Francesco, cognome Porcu, data di nascita 11 giugno del 1974. Mi è venuto un 11 giugno. La professione è chiaramente comico, segni particolari travolgente. Non potevamo altro che segnare sotto i segni particolari questo aggettivo che contraddistingue Francesco Porcu. Buongiorno, ben trovato. 74, quindi ho 40 anni. Me lo stai dicendo tu in realtà o me l'hai detto tu? Molto bene. Quando abbiamo compilato la carta d'identità, sì. Un figo. Sei un ragazzino. La stessa cosa, stai sbocciando la stessa adesso. cosa. Io amo Sì. professor Mameli. Il presidente. Presidente Ah, Mameli. scusi, Mameli presidente, ha cambiato va bene. carica. Un Ah, tempo vabbè. era professore, poi si è spostato. Presidente, io ho la Mameli. fotografia del presidente Mameli nel comodino del mio letto. E ti addormenti o Mi le addormento notti sono un subito. po' Ma tu agitate? pensa che io, secondo il mio punto di vista, è un incrocio. Tu guardalo bene, tra Mario Fabiani e Barney dei Flintstones. Sperando che questo incrocio possa anche rappresentare qualcosa di propositivo, attenzione. non che possa suscitare Allora, solo un disagio. È meraviglioso. Fermo, perché lui ha detto a te Francesco sei un figo, potesse dire la stessa cosa Francesco di te, ma al di là di questo io sono felice che lei non si sia mai sposato, perché tu capisci cosa sarebbe venuto fuori se lui è l'incrocio tra Mario Fabiani e Barney dei Flintstone, la moglie o la compagna con la quale fare un figlio, cosa avrebbe tirato fuori? No, Io lo so, no, ci mancherebbe. Sono sicuro che il Secondo bambino che sarebbe nato, essendo lui così peloso, per vedere se era maschio o femmina, l'avrebbe soffiato in mezzo alle gambe. Un maschietto. Avrebbe avuto già un contributo Questo ragazzo peloso. è troppo malizioso. Sarebbe stato cugino hit della famiglia Adams a questo punto, pieno di capelli. Vabbè, comunque questa è la forza del presidente Mameli, il suo manto che ne fa una persona di grande spessore e un mio compagno di viaggio da una vita ormai. E invece il viaggio tuo, quando è iniziato? Perché qui la vita dei comici non è semplice, soprattutto quando ci si accorge, quando nel gruppo con gli amici si fanno più battute degli altri. Prima elementare addirittura? No, si nasce praticamente. Quindi sei nato a scuola a 6 anni o a 5? Com'è? 6 anni. A 6. 6 anni, no, ricordo sempre mia madre, quando andava ai colloqui, la maestra diceva, è un bravissimo ragazzo, potrebbe dare di più, però la cosa più bella che intrattiene la classe in maniera... Mia madre diceva, guarda che mio figlio non è un pagliaccio. Così? Beh, e il vestito da carnevale qual era? Quello di oggi, Quello sempre. di oggi. Sempre. No, perché quando uno è particolarmente simpatico allegro, Questo è quando vero. sei piccolo, e soprattutto in quell'età lì, le mamme tendono a vestirti da pagliaccio. No, beh, ma non per identificare la personalità, ma Certo. perché è un po' insomma il vestito. Però che... ai tempi della scuola, poi tanti anni di gavetta, perché poi si inizia con i locali, il piano bar, centinaia di matrimoni in 25 anni di carriera. E non il tuo però. Come? Nel mio non ho suonato, io si sono sposato. Certo, no, dico 19 anni, non il tuo. 19 al tuo anni ad agosto, 19 anni di anni matrimonio? Sei spicciocchino. Ma stai sei scherzando? sposato. Ma davvero? Avevi fatto indubbiamente degli errori pacchiani. Assolutamente no, il mio primo bambino è nato 6 anni fa. Quindi pensato, voluto. Sfattiamo Beh, questa, voleva questa teoria. Sì, io chiedo scusa. Questa teoria. Lei voleva Sì, fare il provocatore io e insinuare sulla moralità di Francesco. Qualche gesto Per Presidente. questo io la Vabbè, punirei in qualche chiedo modo. Come scusa. possiamo punirlo? Vabbè. Metta la Un mano pezzo di qua. capelli, una e ciocca mette di così- capelli, una ciocca di capelli, una No, ciocca per di capelli, una cortesia, ciocca di capelli, una ciocca di no, capelli, taglia, sono taglia. persi i capelli e la fine invertebrato sul piano sessuale. Andiamo Ecco, avanti. vabbè. Vertebrato. Sul piano Invece sessuale. vado sul piano sessuale, ma lui lo è già da Per tipo 30 anni. cortesia, non mi provocare. Ma lei prende il ciali, scusi, non è Sì, mica ma una per battuta suppo- questa. Vabbè, è la scienza. Per attaccare i quadri. Certo, per essere più dirompente nel florare il piacere Di chi? dell'amore. Ma di chi? Dell'amore. Ma per Dell'amore. favore. Vabbè, torniamo a noi. Il Andiamo, primo torniamo spettacolo a te lo noi. ricordi? Sì, Camping Quattro Mori. Ah, quindi qui in Avevo Sardegna. 15 anni, sì. Partecipai a un concorso, arrivai primo. Ah, quindi lì già c'erano i Sì, presupposti fu per la, dire... la prima uscita davanti a un pubblico, poi da lì iniziai con le serate di piano bar, ripeto, i matrimoni, fino ad arrivare poi agli spettacoli di cabaret e fino ad approdare poi al a un provino Fuori con il fuori onda. Fuori sì. onda
che comunque poi ti ha dato la possibilità di avere la visibilità più grande. E allora aspetta, diamo un piccolo sguardo di insieme a ciò che fai e ai personaggi che hai portato in televisione. Lo chiedo alla regia, così poi dopo possiamo continuare a chiacchierare con un po' più di materiale. Vediamo. Ronnie, però questo è bravissimo. Bravo. Stava scrivendo un libro. Che libro? Là, voi che non entro Dio! Ma mi frega, capisci? Trodione goloso! Frega. Praticamente un libro intitolato Come fare una banca. Cioè, come costruirla? No, come rapinarla! Ah, complimenti! Vedo grandulardone! Scusa, perché sei così sudato? E sono così sudato perché ho fatto guasto con la macchina e sono venuto tutto a passaggi. Senti, E ti ho portato la magliettina del nuovo giocatore della macchina Edese, un americano! Scusa un attimo, questa maglietta ha una puzza incredibile, scusa, da dove viene? Dalla California! Cioè, no. Qui si sta mirando la pietra miliare della sa canzone Limba Sarda e se permettete qua mi viene da gridare il grido della terra sarda, il nostro grido di potere, di protesta che sarebbe? birra! Eccolo lì. Non ce ne frega niente, noi vogliamo lavorare perché ci stanno togliendo la dignità. Non si agiti che le fa male. A noi sardi ci stanno togliendo la dignità perché non è possibile che nel 2013 c'è gente che non c'ha neanche 20 euro in tasca per comprarsi un grande film. Ma la smetta di dire queste cose, per favore. Ma fermi. E anche oggi Zio Angelo ti ha portato il pezzo forte che è il sedano di Zio Angelo. Questa è roba genuina, non è cosa che compri su discount che mi fa un fastidio. Ma non ci vado al discount. No, ma non lo... In quei posti. Stia fermo. Questo lo porti a papà così fai un regalo anche a mamma. Allora... Una carrellata dei personaggi di Francesco e insomma, veramente travolgente. Il primo forse, cioè l'ultimo è il primo col quale Zio Angelo. hai aperto, sì. Sì, Se non ricordo male, Sì, Zio Angelo che è un Ma personaggio. nascono da veri e propri elementi dai quali ci si ispira solitamente. La realtà dà molto spunto. Sì, Zio Angelo è un personaggio realmente esistito. Perché purtroppo È morto, sì. è già passato. Vede? È morto, Vanno poveraccio. via sempre i migliori. Era un contadino di Ma Zio Angelo Vallermosa. è uno zio tuo? No, lui si faceva chiamare Zio Angelo perché ricordo una volta mi portò una cassetta di arance. Mi ha detto, vieni che Zio Angelo ti ha portato una cosa. Vieni, là cosa ti ha portato Zio Angelo? Là che belli, tanto ci sono quelli che compri tu al città mercato, questa è tutta roba delle terre di Zio Angelo. Tu prendili, tu per cortesia, cosa dici? Certo. Dici quanto le devo dare? E dai 10 euro a Zio Angelo, dai. Il prezzo di favore. Attenzione perché abbiamo se tu hai parlato, Francesco, di un misto tra Mario Fabiani e Barry dei Simpson, dalla regia qualcuno ha paragonato il presidente Famiglia a un'altra figura della storia, diciamo, televisiva, un personaggio che ha accompagnato noi bimbi degli anni '80. Vediamo. Questa è una congiura. Chi è questo personaggio? Vediamo se non lo so. come non lo so? Ma dove hai vissuto lei? In una grotta? No, non lo so. Ma come non lo so? Era il famoso U? Sì, il sì, famoso sì. U? Non lo so, ma io posso disconoscere una cosa del genere. Abbi pazienza, No, ma che scusi, domanda ma è un mi fai? personaggio Ma un famosissimo. personaggio, ma non sarà famoso, però non ci Il ritrovo famoso io. U? Abbi pazienza. Ma guarda un po'. Una congiura nei miei confronti. Chi è? Ul? Non so chi sia. Dai, che è facile. Sì, manca non mi una interessa. Manca una sapere. lettera. Una No. lettera, una consonante. Ul? non lo so chi sia. Guardi la consonante è questa qua, così. Sì, non c'entra niente, andiamo avanti. Hulk. Dica Hulk. Un calcacci. Ma che cos'è Hulk? Vabbè, in effetti però un po' di somiglianza c'è. È meraviglioso. Sì, no, è così. No, il problema è che è così. No, ma la cosa più bella è che ogni tanto parla il carabinierese. Cioè, ma cosa ne so io chi possa essere questo? Esatto, il carabinierese che è una lingua a lui tanto Io ho congeniale l'albero perché genealogico. in famiglia. Mio babbo, Cioè, zio, Ecco, quindi vedi c'era qualcosa. l'arma dei carabinieri rappresenta il grimaldello dell'albero genealogico. Facciamo un Grimaldello. piccolo pit stop per un messaggio che tra l'altro stamattina ne sono arrivati molti ma non li abbiamo ancora letti perché non abbiamo fatto in tempo. Buongiorno, un saluto a Francesco, faccio la battuta così capisce chi sono. La casa Segulone. Le La case casa Seguloni. Segulone
Ah, gira la ruota. Gira la ruota, l'hai capito tu, La è casa Luisa, si è Segulone. firmata, ma io non so se tu hai capito No, chi da sia. Luisa. Luisa, sì. La casa La Segulone. battuta l'hai capita? No, adesso, La casa Segulone. adesso mia che- moglie si chiederà, ma chi è questa Chi Luisa? è questa Luisa dopo Speriamo- 19 anni di matrimonio? Credo che Spesi tu Non arriverò abbia ad agosto. ombre Non arriverò ad agosto. Non crede che abbia ombre 20 ad agosto sentimentali. o 19 ad agosto? 19. 19 ad Non agosto. hai ombre sentimentali. Ma no, Assolutamente. sto No, chiedendo. Vabbè, sono Luisa. trasparente. Sei trasparente. Luisa, dacci qualche Qualche elemento in più peculiare per per far capire acclarare a bene Francesco certe cose. in quale notte di primavera o di luna piena vi siete incontrati. Ma tu non fai altro che peggiorare la No, situazione. assolutamente no. Quante Allora volte ci vi ho- fermiamo, c'è la pubblicità, dobbiamo per forza dare la linea agli inserzionisti per poi tornare a chiacchierare con Francesco e poi i progetti per il futuro e tutto quello che fa parte anche. Ah, ho capito chi è. Hai capito adesso? Ho capito. La faccia e l'espressione mi fanno pensare male. No, sto pensando al marito. Come al marito? In sarebbe? che senso? Non riesco a capire. In che senso Adesso al marito? anche- Infortunato. Fortunato. Mamma mia, al gioco. Al gioco? Pensavo che tu avessi Ah, allargato. eccola lì la battuta. Ho capito chi è Case, lui. culoni. Ah, no, io dico a lui sempre questa Ah, frase. tu sei Al- quello al marito Poi di sì, di lei. ha vinto soldi al gioco. e culoni. Fortunato. È fortunato, va bene. E non ha manco la gobba. E non ha manco la gobba e non ha neanche Cioè, chiappa il gatto grossa, morto, è incredibile, guardi. Chiappa grossa. Probabilmente. No, ma perché toccare? Ma Ma non ho scusi, detto nulla di grave. fermiamoci. Ma cosa E lui vuol dice dire? il culone, io ho pensato che c'ha lei dei dovrebbe- glutei ma perché molto dovrebbe poi- sostanziosi e vistosi. Perché dovrebbe poi toccarglieli? Non l'ho capito. È per portare fortuna, sì. La gobba, io tocco i Tipo glutei. Fantozzi con il mega direttore galattico al casino. Va bene, va bene. Furbetto, baldracco mediatico. Va bene, ha risposto anche Luisa, tra l'altro dandoci Vedi? un elemento in più, lo abbiamo visto fuori onda, ci basta così. Torniamo, l'abbiamo visto fuori onda, non è neanche male come cosa. Torniamo tra poco perché abbiamo tra l'altro il meteo che incombe con gli amici di Trebimeteo, non ci sarà Paolo Corson stamattina perché è impegnato in cose private, lo ritroveremo venerdì e poi chiuderemo con Francesco Porcu, ospite dei Due di Via Venturi. A tra poco. Che poi ha scritto. Ritorniamo in studio per questi ultimi minuti. Tra l'altro il presidente Mameli ci deve abbandonare. Sì, ho purtroppo impegni in contesti quindi, diversi. sì, deve Devo andare a determinare registrare sul piano dialettico Sì. le dinamiche che concernono stasera alle il 21 Cagliari. la gradinata Sport. o la scalinata La sport, scalinata insomma, con sport. Gennaro Longobardi. Bene. A proposito di Oddio, Gennaro oddio, Longobardi, Sì, vabbè, sì, io saluto. Va bene, abbi pazienza. Oh. Io saluto tutto. Sì, caro amico, Vada. avremo altre occasioni per poter cimentare questa amicizia. A domani, a domani, a Cioè- domani. vada. No, niente, a domani, grazie Gennaro. Noi ci vediamo l'8 con Gennaro Longobardi che sarà qui. L'8 non è domani, l'8 è giovedì. L'8 è giovedì, scusa Francesco, ma è così, d'altronde questo. Guardami se sono nero. No, non sei nero, no, non sei nero Non volevi assolutamente. la tinta del professor Mameli. No, non è rimasta, deve tra l'altro ripetere la pennellata perché no, perché c'è una parte bianca oggi in omaggio agli Juventini che hanno vinto il campionato, è venuto bianco-nero, capito? Allora deve ripennellarsi. Io vedo già gli amici di Trebimeteo in collegamento in bassa frequenza, prima c'è la sigla e poi cercheremo di capire che tempo farà per i prossimi giorni. Quando il sole tornerà. Io mi collego con Trebimeteo, però dei due Manuel o Alessio? Alex Guarini. Perfetto, buongiorno. Allora, lo abbiamo detto Buongiorno a prima, tutti. Paolo Corazon impegnato per motivi familiari, come la giustificazione quando a scuola non sapevi cosa scrivere, scrivevi motivi Sì, familiari. dicono tutti così alla fine, dai. Esatto. Allora Alex, andiamo a dare uno sguardo alla cartina che dietro di te già vedo sgombera di nubi. Eccola qui, infatti, avete indovinato, ve ne sarete accorti anche voi, sulla Sardegna è ritornato finalmente il bel tempo, il cielo in gran parte sereno poco nuvoloso, salvo questa residua nuvolosità che interessa le aree interne dell'isola, ma comunque di poco conto. Infatti l'alta pressione delle Azzorre sta prendendo pieno possesso di tutto il Mediterraneo e il centro occidentale, con cielo che diventerà sempre più sereno anche nei prossimi giorni.
Prego regia, vediamo l'immagine successiva. Guardate infatti la giornata di oggi con cielo in gran parte sereno, poco nuvoloso su buona parte dell'isola, da segnalare soltanto qualche residuo disturbo al pomeriggio sulle aree interne collinari e montuose del versante meridionale della regione, quindi tra Campidano e Iglesiente in particolare, dove non escludo anche qualche debole isolato temporale, ma sarà di breve durata e di poco conto. Infatti già nei prossimi giorni l'alta pressione si rinforzerà ulteriormente, vediamo infatti come mercoledì il bel tempo prevarrà su buona parte dell'isola, ci sarà soltanto il transito di qualche innocua stratificazione di poco conto, ma il sole la farà da padrone, ci sarà bel tempo. E infatti vediamo anche venerdì come le condizioni meteo risultano praticamente stazionarie, l'alta pressione domina buona parte dell'Italia, soprattutto la Sardegna in questo caso, con innocui addensamente a carattere sparso, il sole che continua a prevalere e le temperature che cominciano anche a salire, iniziano ad avere dei connotati quasi estivi. Vediamo infatti nella giornata di oggi, nella giornata di domani abbiamo un lieve incremento, i valori oscillano tra i 19 e i 24 gradi, ma poi soprattutto tra venerdì e in corrispondenza del weekend, vediamo Matteo l'immagine successiva, eccola qui, i valori tendono a salire ulteriormente, arriviamo addirittura a punte di 25-27 gradi e quindi il mio consiglio a questo punto è quello anche, ovviamente ne riparleremo anche nella giornata di venerdì per ulteriori aggiornamenti, ma nel weekend, stando i dati attuali, si potrà anche iniziare ad andare anche al mare per la prima tintarella. Certo, ma poi soprattutto arriva il momento dove nell'armadio deve andare a ripescare il costume che non sai più dove è buttato e vedere se rientra nei chili che intanto hai messo su durante il corso dell'anno. Che però non mi riguarda, in questo caso non mi riguarda. Beh no, tu no, tu devo dire, ma né te né tanto meno Paolo, ovviamente. Infatti. Molto tecnico, molto preciso. Mi sa che Paolo lo facciamo fuori, cioè lo eliminiamo a questo punto. No. Lo eliminiamo perché quell'uomo lì, voglio dire, tu sei stato proprio, tra l'altro, portatore di grandi belle notizie. Lui ci aveva dato un metodo del fine settimana che era un mezzo e mezzo tra un po' d'acqua e un po' di sole. Abbiamo preso tanta acqua e poco sole in realtà. Ok, quindi dai, mi offrirete una cena per questa bella notizia, per questo bel tempo. Esatto, no, ritroveremo Paolo Corasoni, in bocca al lupo ovviamente per il suo impegno privato. Grazie Alex e a trebimeteo.com. Ci si rivede venerdì, ciao! A venerdì, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao, con ciao. Paolo Corazon venerdì che torna, ovviamente quell'uomo, perché appunto uno dice Paolo Corazon è un meteorologo? Beh, perché ha fatto grandi studi in passato e poi perché quella donna, santa donna di Barbara D'Urso, gli ha dato i natali da un punto di vista mediatico. Sì. Va bene, detto questo, torniamo da Francesco Porcu. Abbiamo abbandonato il presidente Mameli, che è un fiume in piena, non solo di tinta, ma tu sei originario di? Assemini. Assemini. Infatti il personaggio che faccio di Cione è un asseminese ed è l'unione di più personaggi di Assemini che hanno dato vita a questo fantastico uomo che sa tutto di tutti, vorrebbe sapere tutto di tutti e ti racconta tutto di tutti. Per esempio? Per esempio storie di paesi, quello che succede veramente nei paesi, perché se vuoi entrare dentro il personaggio per un minuto e darcene un po' una dimostrazione? Amica, ma secondo me come è curioso. Non indovini, no, se trovi vieni da Milano, racconta tu storie di corna di Milano, che ce ne scambiamo da sé, raccontami qualcosa. È un po' il famoso personaggio del paese che ogni paese ha, oppure secondo me ogni paese, e poi il detto perché non mi prende sul logo, perché sai, quando uno ti racconta una cosa ti dice sempre però mi raccomando, che rimanga tra noi, E ci possiamo fidare? Sì, penso che in ogni paese ci sia un personaggio del genere che sa tutto, si gira i bar, le panchine dove ci sono le persone che parlano, che raccontano, ma hai saputo della moglie del fruttivendolo? Quindi il famoso, in gergo tecnico, trodione del paese. Perfetto. Ecco. Quello che spara qualunque che però cosa. Dice trodione agli altri. Giusto, è vero, perché lui non ammetterà mai. Perché mai. Lui non l'ha mai detta quella cosa. Mai, lui l'ha solo riportata e basta. Senti, ma i tuoi genitori, quando tu gli hai detto voglio fare il comico, ti hanno guardato in che modo? Che cosa ti hanno detto? Come l'hanno presa? No, si sono abituati gradualmente. Quindi è diventata una cosa naturale. E tuo figlio? Mio figlio, i miei figli, ne ho due, uno due. di 6 anni e uno di 1 anno e mezzo. Mio figlio impazzisce, poi ama i miei personaggi, perché poi le prime volte io li faccio ascoltare, sentire. Il primo test è a casa. Vedere a casa, sì, quindi papi, questo non mi piace molto, e quindi allora ci sono altri personaggi in cantiere che non ho ancora fatto.
Però io punto molto sull'apprezzamento dei bambini nella comicità, perché alla fine poi nei locali, nelle piazze, incontri la maggior parte delle famiglie che hanno seguito i propri bambini, quindi magari cadere in doppi sensi e volgarità è un po' particolare per chi ti viene ad ascoltare. A proposito di ascoltare, se posso fare una piccola pubblicità, stasera appuntamento alle 22:30 a Donori. Abbiamo uno spettacolo con alcuni compagni di viaggio del Fuori Onda che sono Alverio Cau, Zamu e Marta che presenta. Zamu che abbiamo avuto la sera. ospite tra l'altro la settimana scorsa, quindi sempre in giro, perché poi alla fine quello che è importante è girare e stare a contatto col pubblico, perché è vero, la televisione dà un grosso aiuto, dà una grossa mano, però poi sono le piazze a dare una dimostrazione o d'affetto, il risultato finale, il responso finale. Quanta preoccupazione c'è quando si sale sul palco in base anche alla piazza in cui ti trovi, perché sappiamo perfettamente che il pubblico sardo è molto pretenzioso, è molto attento, è un pubblico, cito Vasco Rossi, perché Vasco Rossi, al di là delle polemiche sulle dichiarazioni di tanto tempo fa per quanto riguarda la Sardegna, poi c'è tornato qualche anno fa appunto in tour, però ancora prima aveva l'abitudine di iniziare i tour proprio dalla Sardegna, perché il successo in Sardegna avrebbe determinato un quasi sicuro successo nel resto d'Italia, perché i sardi sono un pubblico attento e molto pretenzioso. No, la paura c'è sempre, ma più che altro non paura, ma preoccupazione che tu non piaci al pubblico. Perché non si può piacere a tutti, questo purtroppo è un mestiere che ha anche questa regola da prendere. Simpatico a tutti. Anche perché se non essere antipatico. Esatto, se non prendi bene questa regola fondamentale del non poter piacere a tutti, solitamente l'artista ha talmente tante paranoie mentali che anche basta che solo uno si avvicina a dirgli guarda non è che mi sia piaciuto molto, che rimani per una settimana a pensare a quell'uno. Può succedere al momento. Ma ci sono piazze più facili o più difficili? Cioè una piazza dove hai fatto più fatica? Ma non per dire ovviamente non posso fare non lo puoi più. Poi torno là e dice, il miglior pubblico che hai incontrato nella tua carriera. Il pubblico che ho incontrato, quello di stasera a Donori, che è la prima volta che ci vado. Questa è la paraculata, devo dire, meravigliosa, un gancio straordinario. Tu sei anche autore dei tuoi pezzi? Sì, tutto. Perché questa è una delle parti che a volte contraddistingue anche la vita di un comico, no? Che c'è sempre un autore se non si è autori di se stessi, un po' come i cantanti. No, anche perché io la penso in questo, cioè vivo i personaggi. Io ogni notte, a me capita molto spesso di ogni notte al calar del sole e con l'arrivo della luna piena, come io mi addormento con un personaggio. Ah no, pensavo ti prendessi il personaggio e tu come il lupo mannaro diventassi. No, a me capita molto spesso nel dormiveglia. Lo ziotore di turno. Zio Angelo. Scusa, lo zio Angelo. Mi capita nel dormiveglia di scrivere, che mi addormento con un personaggio, però sono del parere che devi viverlo il personaggio, se no non lo interpreti bene, sia nei testi sia nel modo di esporlo al pubblico. Quest'anno ho scritto per il Fuori Onda 48 testi suddivisi in 5 personaggi che ho fatto nelle 12 puntate. Non è semplice scrivere un testo perché... anche perché devi farlo interpretare a un altro, quindi devi anche un po' immedesimarti sulla figura che andrà a interpretare questo tuo personaggio, quindi devi conoscere anche bene probabilmente l'altro artista per il quale scrivi. Però questo è un punto a favore, secondo me. È un punto a favore, sapersi autogestire anche sotto quel profilo. È un vantaggio. Poi in Sardegna diciamo che la base autorale è un po' scarna, cioè nel senso non esiste in Sardegna un corpo autori così tanto importante o perlomeno concentrato, perché per esempio anche Massimiliano Medda è uno che scrive per molti dei Lappola, però loro all'interno del loro non ci sono autori che collaborano con le trasmissioni. Parlo solo della figura dell'autore. Ogni artista nazionale, noi quando guardiamo Colorado, Zelig, ogni artista ha a suo seguito un'equipe di autori, non è che quell'artista scrive interamente il suo testo. Hai un artista al quale ti sei ispirato nella tua carriera, oppure un personaggio che ti ha poi fatto pensare vorrei fare questo come mestiere? No, però sono un appassionato maniacale di Totò. Anche tu, anche Gennaro Longobardi che è appena entrato. Maniacale cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono film che io ho visto. Conosci a memoria battute? Sì. Tipo? C'è l'ultimo. Io so solo quella e io pago perché Striscia ci ha dato. No, bellissimo il film, il mio preferito è Miseria e Nobiltà.
E da lì cosa possiamo estrarre? È bellissimo, no, la mimica, perché la di Totò la cosa più bella è la mimica. Cioè, Totò non ti faceva ridere per una battuta, ma per una sua mimica legata sì a una frase. In Miseria e Nobiltà, adesso vedo che stanno guardando su YouTube. Sì, stanno andando la parte a più bella che recuperare. io mando avanti e torno indietro, mando avanti e torno indietro, è quando fa l'ingresso Totò vestito da conte. E porge il bastone e il cappello al maggiordomo. E siccome il padrone di casa gli aveva detto al maggiordomo: stai fermo qua, non ti muovere per nessun motivo, Totò entrò e faceva il cenno mentre parlava: ringrazio di essere in questa modesta casa, e dava il cappello e il bastone aspettando che questo lo prendesse, e questo fermo così perché sapeva fermo, non ti muovere immobile. per nessun motivo. E beh, certo. Alla fine Totò si spazientisce e dice: butta il cappello e il bastone, ma in che casa sono capitato? Non so cosa stiamo recuperando, se stiamo recuperando Sì, qualcosa questo è il dalla film. regia. Che Questo, poi la questo parte è il più film. bella è quando il Magari bambino prendiamone Vincenzo me padame. un pezzettino, allora facciamone vedere o sentire un pezzettino. Datemi l'ok dalla regia. No, visto qui che siamo abbiamo troppo. un minuto. Ecco, questo è l'ingresso. Questa è la scena. Questo. Piacere di presentarvi la contessa del Pero, mia zia. Fortunatissimo, signore. La contessina del Pero, sua figlia. Molto piacere, signore. E il principe di casa d'Or, mio zio. Guarda la mimica. Sì. Seguilo. Signor principe, è talmente grande l'onore che mi fate oggi. Basta. Che quasi quasi mi pare che sia un giorno festivo. Basta. No, io volevo dire, signor principe, che sono impotente perché non posso contraccambiare a quello che lei oggi... Basta. No. Egregio signore, Guarda, noi in data odierna ci siamo degnati di venire in questa misera casa al cospetto di lei che in fondo, sebbene danaroso, è un disgraziato. E ma in che caso sono venuto? In che caso? Beh, devo dire, abbiamo preso proprio e facciamo un applauso alla regia che ha preso in un attimo il pezzo del film che stava citando di Totò per dire insomma chapeau al DJ Fabietto, ma questi Natali un po' da Totò si parte per tanti comici, l'ispirazione è proprio quella. Abbiamo finito il tempo a disposizione, allora stasera ad Onori, poi insomma in giro per tutta l'estate. Samassi, poi c'è tutto, hai un sito magari nel quale se uno vuole può fare un la giro. pagina Facebook, la Francesco pagina Porco, Facebook, oppure il va sito bene. francescoporco.it. Sì, va bene, o il sito della mia agenzia che è quello questa è pubblicità, quindi l'agenzia la lasciamo lì. Questa no, Facebook va bene, tanto si trovano anche poi lì. c'è lì il sito dell'agenzia. Vabbè, da lì i telespettatori o i teleascoltatori si ricollegheranno. Allora io ti ringrazio per esserti un po' raccontato qui, in bocca al lupo per tutte le tue avventure e complimenti. Grazie a Francesco Porco, grazie, che chiude la puntata dei Due di Vive Avventure di questo lunedì. Stasera alle 21 su Sardegna 3, se vi siete persi qualcosa c'è la replica, il grande Pinuccio Sciolla, Francesco Porco, ma tutto quello che è andato in onda in questa mattina, oppure a luna di notte per i nottamboli su Sardegna 1, se no domani mattina puntuali come sempre saremo qui con la campanella che squilla. Grazie a Stefano Perra, Gigi Perra, al DJ Fabietto in regia. Grazie ancora a tutti voi che ci seguite sempre tanti e con tanta stima. A domani, ciao!